Premio Carosone 2020 dedicato a uno dei protagonisti più amati e geniali della canzone e musica napoletana. Per i 100 anni dalla nascita di Carosone, il 27 luglio, Arena Flegrea, una grande serata di musica e spettacolo. E qui con noi in studio c'è Federico Vacalebre, direttore artistico del Premio Carosone. Benvenuto. Grazie. Era un dovere, credo, per tutti quanti noi, per chi come me ha seguito a lungo l'opera di Carosone, dirgli grazie in quest'anno. Quest'anno ha 100 anni, un anno carosoniano, fra l'altro iniziato a Capodanno con Stefano Bollani in piazza del Plebiscito. Renato era nato il 3 gennaio, arriviamo un po' in ritardo causa Covid, però ci siamo. È una sorta di piedigrotta Carosone, di festa grande sia pur distanziata. L'Arena Flegrea è molto grande, ci metteremo qualche persona in più. Consente meno. un po' di distanziamento, quindi. Assolutamente. Sarà una serata con una lunga serie di ospiti del mondo della musica e dello spettacolo? Sì, rigidamente in ordine alfabetico: Renzo Arbore, Enzo Avitabile, Mario Biondi, Stefano Bollani, Nello Daniele, Le Banesis, Massimiliano Gallo, Lorenzo Engeller, Lazzero, Marisa Laurito, Enzo Moscato, Micol Picchioni, Andrea Sannino, Daniele Sepe, Songhe Napoli Original Band, speaker Censu e Stash. E poi ci sarà una mostra nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Dal 29 luglio per un mese, per raccontare la storia di questo napoletano straordinario di esportazione che è stato il primo americano di Napoli che ha rinnovato la canzone napoletana e quindi quella italiana, e ci permette, nel suo segno, perché saranno sue le canzoni cantate all'Arena Flegrea, l'ingresso è gratuito, i biglietti si ritirano tramite il sito del comune, di raccontare le radici e le ali, come si possa essere napoletani però senza essere provinciali. Ricordiamo il grande successo internazionale, perché ci fu un grande concerto anche a New York, e poi Carosone con Tuvo fa l'americano è stato esportato. In realtà lui ha importato ritmi americani e anche africani, li ha mescolati dando vita a effetti originalissimi, imprevedibili fino ad allora. Un grande innovatore nel rispetto della tradizione da cui veniva. Grande innovatore del linguaggio musicale, del linguaggio tout court, perché il vocabolario Carosone è straordinario. Assolutamente, lui ha avuto la fortuna di incontrare anche due grandissimi parolieri, Nisa, Nicola Salerno, quello delle canzoni più ironiche, Enzo Bonagura, quello delle canzoni più tenere e romantiche, Maruzzella una per tutti. Grazie a Federico Vacalebre, ricordo del grandissimo Renato Carosone. Noi andiamo